Allora, volevo chiedere anche a lei, sempre valutando un po' così i territori e le possibili anche soluzioni da adottare, perché effettivamente il problema prezzi è uno dei problemi che ha lasciato a casa anche moltissimi turisti italiani, o ha che fatto sì che riducessero il Il loro periodo di periodo, ferie, perché certo. tanto il contratto di lavoro prevede che tu consumi queste ferie, però se uno se le consuma a casa, a prescindere perché alcuni hanno detto che sia sole o che sia pioggia, quando uno programma le ferie, dice potrò farmi una settimana da una parte e una settimana me la devo fare a casa, o due a casa perché non ce n'è. Può essere un discorso che può essere rivisto a fronte di qualche intervento, però a livello governativo centrale. La domanda che giro a lei, poi anche Va dirlo bene. naturalmente, insomma, Sicuramente il fatto di avere rispetto anche ad altri paesi una maggiore rigidità nel poter utilizzare il periodo feriale proprio per una serie di vincoli dati dal sistema economico strutturato con periodi fermi solo in un mese, particolarmente ad agosto dell'anno, per cui la necessità da parte di molti operatori, di molti cittadini di dover usare solo quel periodo è un problema che che può essere rivisto anche perché crea complessità nella gestione anche delle singole persone che creano un ingolfamento, quasi una fase del periodo dell'anno. Quello che è importante rispetto forse a che cosa ci fa pensare in questo momento questa lettura di grande difficoltà economica derivanti da un impatto così negativo degli eventi atmosferici e della meteorologia di questi 2 mesi è dato dall'avere una maggiore consapevolezza che anche gli operatori del turismo nel senso allargato, sono e devono essere sostenuti in un processo di cambiamento, di creare maggiori connessioni, perché le politiche turistiche si fanno su territori, devono avere una maggiore integrazione, chiaramente non solo integrazione tra gli operatori privati che collaborano per diverse iniziative, ma anche con un sistema pubblico che sia in grado di capire che il proprio servizio diventa anche volano economico, volano di sviluppo, di perfezionamento anche dell'attività locale attraverso un adattamento dei propri servizi, una sintonia, mentre siamo ancora molto abituati a lavorare su compartimenti stagni, cioè chi si occupa di trasporto immagina tutto il trasporto nel periodo durante l'arco dell'anno, secondo le esigenze tradizionali via via, senza innestarsi su quelle che sono le problematiche anche del settore. Non riesce a volte a connettersi con gli operatori anche economici, gli albergatori, ristoratori, in modo tale da creare anche facilitazioni per i turisti nel potersi muovere, viaggiare, nel poter usare di tutte le bellezze e le opportunità che il nostro territorio ha e che il singolo turista rischia di dover incontrare a pezzettini, di scoprire a pezzettini. Allora, da una parte una maggiore integrazione tra i diversi operatori economici che si rivolgono al turismo, non sono solo le strutture ricettive, ma sono tutti i soggetti che operano in determinate aree territoriali. Dall'altro una maggiore apertura da parte dell'ente pubblico nel ragionare, nell'utilizzare, nel vedere la funzione del proprio ruolo specifico integrato all'interno di un sistema di sviluppo e questo è importante. Poi altro elemento, a volte l'innovazione, la parola innovazione viene coniugata e dedicata prevalentemente a un processo industriale, a un prodotto, mentre anche qui è reso evidente come i processi di innovazione, sia dal punto di vista della comunicazione, sia del marketing che dell'organizzazione, della creazione di reti locali, è fondamentale soprattutto per questi settori dove il prodotto coincide con il momento in cui il turista usufruisce, per cui è necessario fornire, favorire queste nostre imprese e gli operatori economici nel poter investire in nuovi processi, poter investire in nuovi strumenti di comunicazione, poter investire e poter essere anche accompagnati, anche tutelati da strumenti che ci sono anche a livello regionale in questo ampio settore che è un settore importantissimo per la nostra economia. Dovrebbe essere strategico, invece sì, ancora si no, ragiona. nei convegni si dice sempre che è strategico, che il turismo è il petrolio, che il turismo Però è questo e dopo nei l'altro, fatti non però stiamo... le scelte operative, se vediamo un pochino anche un po' gli strumenti che sono messi a disposizione, non sono coerenti con le dichiarazioni, per cui forse converrebbe scoprire un po' di più questo petrolio e investire in qualche strumento di raffinaderia per poter valorizzare e dare anche un valore al benessere un po' dei cittadini, perché il mercato interno, il sistema del turismo, il sistema del commercio, del terziario in generale dà un apporto molto significativo al nostro PIL regionale, diventa un volano, uno strumento
e una anche delle importanti occasioni che comunque oggi tiene anche sul sistema occupazionale. Esatto, bravissimo. Qua apriamo anche il capitolo occupazionale e della formazione dei giovani, che è altrettanto importante, ma poi lo approfondiamo un attimo. Che le soluzioni, perché poi tra l'altro in occasione anche dell'incontro, del convegno che avete tenuto, avete avuto anche come relatore il responsabile di un aeroporto, che quindi, il presidente dell'aeroporto di Verona. Esatto, il presidente dell'aeroporto di Verona, e quindi parliamo anche di connessioni, viabilità, modalità di raggiungere determinate località e quindi infrastrutture. Questo è un problema grosso. Sugli aerei, per esempio, qui che siamo nel nord-est, se io voglio andare in giro per il mondo e parto da Lubiana anziché da Venezia, risparmio il 40% del biglietto aereo. E questo è un problema. Allora c'è una disparità di prezzo a monte. Poi, tornando anche... Ragione, questa è la ragione? La ragione è che abbiamo un sistema di costi nel nostro paese, rigidi, che consente poco margine di manovra agli operatori. Nel senso che 100 euro pagati per un servizio nel turismo, devono servire a chi eroga il servizio per costruirlo questo servizio. Allora, per investire nell'azienda, per pagare il personale, l'ora di lavoro, per comprare gli approvvigionamenti, e poi gli rimane il margine per dire faccio il mio guadagno. Su quel margine intanto incide, come su quello di un dipendente, le tasse più alte d'Europa, e sono il primo problema grosso. Perché le tasse non diminuiscono, i governi dicono che le diminuiscono, ma sono 20 anni che queste tasse aumentano. Poi c'è un problema di burocrazia. Ora, la burocrazia pesa su un cittadino, diventa matto un cittadino per la burocrazia, figurarsi un imprenditore. Allora, per l'imprenditore spesso questa burocrazia pesante non è solo tempo dedicato da se stesso, ma anche tempo dedicato ai suoi dipendenti, che giustamente deve pagare. E poi c'è anche l'altro aspetto del costo del lavoro. Cioè la differenza in Italia tra lo stipendio netto in busta paga e il costo complessivo del datore di lavoro è enorme, il famoso cuneo fiscale. Di questo sono 20 anni che ne parliamo, e 20 anni che non siamo in grado di fare niente, e non tocca agli imprenditori, tocca alle istituzioni, alla politica, se vogliamo al sistema paese. Poi sui prezzi, l'ultima cosa. Anni fa forse potevamo parlare di prezzi, siamo in deflazione, cioè vuol dire che i prezzi diminuiscono, non aumentano. Allora è che ci stiamo impoverendo noi, col commercio anche se i prezzi diminuiscono siamo in grado di sostenerli. Più disoccupazione, meno gente che lavora. Per esempio abbiamo perso quest'estate 6.000 posti di lavoro che l'anno scorso abbiamo dato, quindi ci sono 6.000 persone che non hanno lavorato quest'estate nel turismo in Veneto e che non prenderanno l'indennità di disoccupazione nei prossimi mesi. Quindi 6.000 e quindi Regione Veneto, meno consumatori, quindi certo, meno risorse al sistema. È una situazione preoccupante quella del nostro Paese. Speriamo che le energie e le promesse del nostro Premier trovino qualche concretizzazione che vanno al di là della modifica del Senato, dell'articolo 18, che forse non ci interessano molto, ci interessano altre cose. Ecco. Voi come Confcommercio, siccome siete anche forti a livello nazionale, quindi è indubbio questo, però le istanze territoriali possono avere un certo tipo di risultato, che quelli un po'... proprio l'altro giorno che stavamo facendo una trasmissione sono stati degli interventi che hanno detto ma le associazioni di categoria sembra che non esistano per noi che lavoriamo in determinati ambiti, quindi si parlava degli artigiani anziché dei commercianti, non sentire la rappresentatività. C'è invece qualcosa che state facendo, magari non viene detto, comunicato, perché poi i giornalisti, i media nazionali passano quello che fa più notizia, in genere sono sempre cose negative. Ma diciamo che noi rappresentiamo quello che si chiama terziario di mercato. Che però è importantissimo. Ecco, servizi che al netto di quelli pubblici e di quelli del sistema delle banche sono, diciamo, l'elemento di spicco dell'economia del Veneto. Però lo pensiamo noi, non lo pensa ancora la politica. Esatto, perché non lo pensano, perché c'è una cultura che dobbiamo riformare. Allora, alle volte anche noi abbiamo l'impressione di girare a vuoto, perché andiamo
a bussare alle porte, le porte ci dicono, ci aprono lo spioncino e dicono beh tornate dopo, mentre ad altri aprono, spalancano le porte e questi altri magari prendono i soldi e vanno a fare le aziende all'estero. Ecco, bravo, Ecco, esatto. e allora è questo schema che non funziona più. Poi ecco, noi stiamo con Commercio Veneto cercando di modernizzarci, di innovarci, perché anche le organizzazioni devono cambiare. Deve cambiare la politica, ma devono cambiare anche le organizzazioni. È un percorso che abbiamo avviato da qualche tempo, che comincia a darci qualche piccolo risultato e nei confronti del quale vorremmo avere il sostegno, cioè vorremmo conquistarci il sostegno dei commercianti, non solo dei commercianti, degli operatori turistici e degli operatori di servizi. È un percorso ad ostacoli. Speriamo che cambi qualcosa, se no non so cosa dire, non voglio essere pessimista, ma se non cambia qualcosa non vorremmo avere la Troica che ci commissariano, non vorremmo fare la fine della Grecia. Ecco. Infatti, assolutamente, ci mancherebbe anche altro. Opportunità per i giovani, ci sono. Ecco. Anche il discorso della formazione, che cosa si può prospettare, il settore poi anche del turismo molte volte può essere interessante o ci sono prospettive o no? Sì, il comparto, il settore del turismo, proprio perché si sta rinnovando a passi anche adesso, speriamo un po' più veloci, con una maggiore attenzione da parte del soggetto pubblico. Questo non solo per chiedere risorse, ma anche per dare la giusta attenzione agli spazi per le politiche territoriali che vengono svolte e gli investimenti anche conseguenti che il sistema pubblico può fare. Sicuramente il turismo insieme con i servizi oggi è il settore che tiene di più rispetto agli altri comparti. Secondo i dati della Commissione Europea, nei prossimi 10 anni 2/3 dei posti di lavoro saranno in questi settori, commercio, nel settore del turismo e nel terziario, nel sistema del terziario dei servizi. Allora, se queste sono il futuro, lo sviluppo, che accanto a una riqualificazione anche della parte della manifattura e a un contenimento, diciamo, delle difficoltà di tenuta anche dei posti di lavoro, su questo noi dobbiamo investire. Siamo molto attenti anche attraverso tutte le nostre strutture provinciali e anche altre organizzazioni nel favorire percorsi di formazione che possano accompagnare anche con attività miste, anche di attività di stage, attività di orientamento al lavoro, che possano accompagnare i giovani o anche in alcuni casi anche ricollocare soggetti che provengono da altri comparti economici. Parlare di turismo e formazione vuol dire parlare anche non solo delle attività cosiddette core tradizionali, ma vuol dire anche di tutti quegli strumenti, di quei strumenti informatici, di innovazione necessari per qualificare la domanda, l'offerta, la comunicazione del sistema turistico, per cui una parte molto importante sarà data dalla gestione dei servizi, dall'innovazione tecnologica, dall'utilizzo delle app, dalla capacità di attrarre risorse in maniera diversa con strumenti non convenzionali. E qui c'è in gioco una parte importante di valore anche per quelle figure professionali abituate ad avere ingegneri, interventi e uno sbocco, una prospettiva presso tipi di imprese ordinariamente del settore secondario. Oggi gli spazi ci sono e sono evidenti anche nel nostro sistema. Quindi è un consiglio un po' per la formazione dei giovani, può essere un settore che può dare, insomma. Sì, è un settore importante e anche che sta dando anche opportunità reali, ma soprattutto sempre più qualificate, anche in profili operativi che devono essere comunque qualificati, devono richiedere capacità di comunicazione, linguaggio, lingue, conoscenza comunque di strumenti informativi e capacità di essere protagonisti attraverso il proprio spazio di lavoro anche della presentazione del sistema territoriale in cui operiamo, dove la ricchezza di ciascuno diventa utile e valore anche per l'altro operatore economici. È uno spazio importante, su questo abbiamo sia anche i fondi nazionali che sono il frutto dei contributi che erogano le nostre imprese a questo fondo per favorire poi la formazione degli operatori e dei giovani, sia anche adesso gli strumenti che l'Unione Europea e il sistema regionale mette a disposizione. Tanto che nella nuova programmazione, nel disegno, nella proposta di disegno del nuovo POR che è stato trasmesso dalla Regione alla Commissione Europea e che è in attesa di risposta per eventuali valutazioni e integrazioni, la parte del sistema del terziario e compreso anche del sistema del turismo ha un'attenzione diversa rispetto al passato.
l'innovazione intesa non solo come prodotto, come qualcosa, ma anche nel processo, ma anche negli strumenti, anche degli intangibili che sono quelli che stanno rivoluzionando tutte le nostre attività. Però anche i giovani trovano lavoro se i ricavi invece di diminuire, come quest'estate, aumentano. Sì. E allora tutto il nostro impegno è quello di spiegare ai nostri associati, ma agli imprenditori, che possono e come possono fare per aumentare i ricavi, che vuol dire diventare più competitivi. Vuol dire fare un po' quello che voleva la signora, cioè servire meglio il cliente. Per servire meglio il cliente bisogna avere anche qualche impiccio burocratico in meno, poter essere più disinvolti, poter essere anche più professionalizzati, studiare anche un po', tutti, perché ormai studiamo tutti. In altri paesi europei è sistematico che almeno una volta all'anno si rifà il tagliando, da noi ancora questo sistema non c'è. Ecco, tutto questo bisogna farlo non da soli, cioè non è che il commerciante risolve il problema, ma il commerciante insieme all'operatore turistico, insieme al sindaco, insieme all'operatore culturale, ecco. E noi guardiamo con molto interesse alle nuove aree urbane, alle vecchie aree urbane, quelle centrali, perché per noi il futuro del commercio in passato era forse il centro commerciale, oggi il futuro del commercio è nelle aree storiche, nei centri urbani. E su questo devo dire che abbiamo trovato la giunta regionale non sorda come temevamo, ma attenta, e speriamo che concretizzi, ecco, perché non basta ascoltare, bisogna anche reagire e mettere sul piatto quello che serve. Assolutamente. Andiamo pochi secondi in pubblicità che poi ritorniamo insieme e vediamo anche cosa ne pensa Confcommercio del discorso dell'aumento dell'IVA, insomma che prospettive ci possono essere. Pubblicità.